immagini e poi dopo tu quando vuoi parti, ok? Entra. Aspetta.
Facciamo solo una prova. Questo limone se non Prova, prova. Ecco qua, adesso si sente, vero? Molto bene. Facciamo un po' di silenzio. Ci prepariamo a iniziare questo nostro appuntamento, dandovi il nostro benvenuto. Buonasera a tutti, ben arrivati. Siamo felici di vederci numerosi e condividere questa situazione, questa serata assieme, di condivisione che abbiamo. Un saluto eccellenza, Monsignor Sindaco, un saluto al Sindaco Iazzo, buona serata, ben arrivati, all'assessore Uliana e ad altri che ci sono dell'amministrazione comunale. Grazie per aver accolto questo invito di questa iniziativa. Facciamo salutare anche in lingua ucraina. Добрий вечір, українці. Радий вас бачити сьогодні. Дякую вам за вашу підтримку, що ви сьогодні прийшли і показуєте, що ми тут є. Це для нас дуже велико. Слава Україні!
Siamo già in tanti questa sera e questo è già significativo. Ma se siamo qui ci sono dei motivi specifici, particolari. Siamo qui innanzitutto per dire di sì alla pace. Vogliamo dire il nostro personale comunitario sì alla pace. E lo diciamo stasera perché crediamo alla possibilità della pace. Qui, in mezzo a noi, in Ucraina e dovunque ci sia la guerra. Noi ci crediamo. E quello che faremo tra qualche minuto ha il sapore del segno. Fra pochi istanti compiremo passi di pace. Insieme. Compiere insieme questo breve cammino ci impegna a compiere passi di pace nella nostra vita quotidiana, con chi ci sta vicino, con chi si trova nel bisogno, a qualsiasi nazione o religione appartenga. Passi di pace. La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l'umanità. In questo modo la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazione, sono molteplici e contraddittori. Non si ottiene la pace se non la si spera. Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l'altro ha il nostro stesso bisogno di pace. Papa Francesco dal messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2020. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. Dona la pace. Ascoltiamo ora una poesia di Rodari. Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma son sempre quella. La luna protesta. Non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù, faccio lume a tutti quanti. Dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto. E i miei raggi viaggiano
senza passaporto. Questa bellissima poesia di Rodari ci invita ora a camminare sotto la luna, la stessa luna di Kiev, che è la stessa luna che stasera vedremo fra un po' spuntare da qualche parte. Camminiamo allora tutti sotto la stessa luna. Cammineremo senza fretta, guardando le persone che abbiamo vicino, condividendo pensieri di pace, scambiandoci sguardi di pace. Quindi durante il cammino che seguirà allo striscione che qui vedete davanti, insieme al sindaco, al vescovo e le autorità presenti che staranno subito dietro lo striscione, noi cammineremo dietro e possiamo parlare, scambiare pensieri, leggere il foglietto che avete in mano, e questo sarà il nostro segno per dire vogliamo compiere passi di pace. Mentre si organizza la partenza, faremo una sosta davanti alla chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco. Dona la pace, Signore, a chi confida in te.
макаронный суп показать. Tieni dal faro. Che si vede là.
Saliamo pure finché c'è posto, fin quassù, da questa parte, così ci togliamo dalla strada principale. Saliamo, così lasciamo posto anche quelli dietro, così si tolgono dalla strada principale. Andiamo pure, così lasciamo spazio a quelli dietro che stanno arrivando. La strada è bloccata per cui potete anche stare in mezzo. Saliamo tutti dalla strada principale, nessuno rimanga sul corso principale. Ecco, benissimo. Bene, siamo qui davanti alla chiesa di San Francesco, patrono d'Italia, per invocare anche con il suo aiuto il dono della pace. Ci tenevamo a fermarci qui, ascoltiamo una preghiera attribuita a San Francesco e la facciamo nostra. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, fa che io porti la fede. Dov'è l'errore, che io porti la verità. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dov'è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Poiché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Amen. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Pur nella differenza di scenario,
Riproponiamo le parole di Don Giussani sulla guerra in Iraq. Corriere della Sera, 8 aprile 2003. Caro direttore, negli scoppi delle bombe e negli incendi delle città, ciò che ai miei occhi riporta la verità sulle cose è il pensiero della morte di Gesù. Non sono in grado di darmi altra spiegazione se non questa. Seguire Cristo che va a morire sulla croce, essere come Lui e basta. Per questo abbiamo aderito con semplicità ai sentimenti di amore e di pace propri del Papa, riconoscendo con lui che essi non vengono dall'adesione a una condanna di quelli che vogliono la guerra, ma dall'impegnare tutte le energie a riattivare un'educazione che alleni al riconoscimento di un'ingiustizia annidata alle origini di tutte le decisioni umane, quello che nel nome di Cristo si chiama peccato originale. La colpa originale e quindi la possibilità del dispotismo è un veleno che ha il suo habitat, la sua genesi in un mistero. Ed è a questo livello, per noi insondabile, che la misericordia di Dio pone rimedio. Quando un popolo sta attraversando un momento brutto o penoso della propria storia, esso può dare un giudizio su ciò che è giusto o no, nella misura in cui viene educato. Perciò teniamo presente quello che dice il Papa, perché il giudizio spetta a persone che sono state educate a considerare quel che accade dal punto di vista della legge di Dio e della memoria del popolo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Dal manifesto della Mariapoli di Fiera del Primiero del 1959. Se un giorno gli uomini, ma non come singoli, bensì come popoli, sapranno posporre loro stessi l'idea che hanno della loro patria, e questo lo faranno per quell'amore reciproco fra gli stati che Dio domanda, come domanda l'amore reciproco tra i fratelli, quel giorno sarà l'inizio di una nuova era, perché quel giorno sarà presente Gesù fra i popoli. È arrivato il momento in cui la patria altrui va amata come la propria, in cui il nostro occhio ha da acquistare una nuova purezza. Noi speriamo che il Signore abbia pietà di questo mondo diviso e sbandato, di questi popoli rinchiusi nel proprio guscio, a tenersi con i denti stretti quei beni che potrebbero servire ad altri popoli, presso i quali si muore di fame, e faccia crollare le barriere e correre con flusso ininterrotto la carità tra terra e terra, torrente di beni spirituali e materiali. Speriamo che il Signore componga un ordine nuovo nel mondo. Egli, il solo capace di fare dell'umanità una famiglia,
e di coltivare quelle distinzioni fra i popoli, perché nello splendore di ciascuno, messo a servizio dell'altro, riluca l'unica luce di vita che, abbellendo la patria terrena, fa di essa un'anticamera della patria eterna. Chiara Lubich, agosto 1959. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. San Francesco d'Assisi, nostro patrono, ci aiuti ora a continuare a compiere passi di pace. Ci rimettiamo in cammino davanti sempre allo striscione con il titolo di questo nostro incontro, e poi il vescovo e poi tutti quanti. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias. Solo Giovanni. No. Sì, ti sento bene. Però che fosse partita a Milano. Probabilmente era il centro o era il centro. Nel senso che... Ciao Antonella. Ciao.
serie, è troppo piccolo quando ci serve una benedizione. Sì, grazie. Frate, muoversi su, da comando al piede, con comando al piede. Sì. Il piede, e te. Siamo qua un po' seduto in strada. Mettiamo di là.
Ci avviciniamo da questa parte. Stiamo pure qui al centro, non giù in fondo, ma salite pure così lasciamo salire anche gli altri. Su, 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 su. Beh, la comunità ucraina è qui vicino. Qua, voi qui siete ospiti speciali stasera. Salite pure da questa parte, salite, salite. Salire pure, così lasciamo spazio a quelli che stanno arrivando. Nel senso salire verso la fontana, non qua su, salire sulla fontana, verso la direzione fontana. Ci avviciniamo, così lasciamo spazio a tutti quelli che stanno arrivando. Ci avviciniamo, così lasciamo spazio anche a quelli che stanno arrivando. Prendete pure da questa parte, senza paura, mantenendo le distanze chiaramente. Direi che ora è il momento di accendere quella candelina che avete in mano. Fatevi passare chi ha un accendino, E intanto cantiamo il canto che c'è sul foglietto. Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi, scoprirai allora il cielo dentro di te. Una scia di luce lascerai. Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita è generale, ogni momento in paradiso, è quello che Dio vuole da te. Vivere perché ritorniamo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. Ascoltiamo una preghiera allo Spirito Santo che trovate anche sul foglietto, che ora ci verrà proposta. Una preghiera che fa parte della tradizione spirituale di Santa Hildegarda di Bingen. O fuoco dello Spirito Paraclito, vita della vita di ogni creatura, tu il Santo, tu che dai vita alle forme. Tu, il Santo, che ricopri di balsamo le fratture pericolose, tu, il Santo, che curi le fetide ferite. O soffio di santità, o fuoco di carità, o dolce sapore nei cuori
pioggia negli animi che profumi di virtù. O fonte purissima dove Dio raduna gli stranieri e ricerca i dispersi. O corazza della vita, speranza di unione fra gli uomini, rifugio della bellezza, salva le anime. Custodisci quelli che il nemico ha imprigionato, libera chi è in catene e quelli che la potenza divina vuole salvare. O via sicura che passa per ogni luogo, sulle alture, sulle pianure e negli abissi, per riavvicinare e riunire tutti gli uomini. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Dal messaggio di Baden-Powell per un incontro mondiale del scoutismo a Zemboli del 1933. Fratelli, in questo sembra a me che consista la più alta forma di patriottismo. La salvezza e benessere, anzi la vita stessa dei nostri rispettivi paesi, dipende dal loro saper mantenere la pace gli uni con gli altri negli anni a venire. Perciò, se intendiamo servire i migliori interessi dei nostri paesi e impedire ulteriori guerre disastrose, il nostro scopo deve necessariamente essere di sopprimere ogni eventuale pregiudizio personale ed educare la giovane generazione come amici e non come stranieri gli uni per gli altri. Ma per noi c'è anche un più alto appello. Non posso fare a meno di pensare che questo più ampio sviluppo del nostro movimento, dall'iniziale gioco relativamente poco importante che era lo scoutismo per ragazzi, è stato non già un'invenzione umana, ma un'evoluzione inviata da Dio, quale mezzo tramite il quale, se solo lo usiamo correttamente, noi capi possiamo direttamente contribuire sia attraverso l'ispirazione data ai nostri ragazzi che con l'esempio dato agli altri a realizzare ciò che per tutte le nazioni pregano oggi, cioè la pace e la buona volontà nel mondo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. La stessa luna che c'è a Kiev è la stessa che c'è questa sera. L'abbiamo vista finalmente. Ora ascoltiamo il nostro vescovo Corrado che condivide con noi pensieri di pace. Vi saluto tutti cari fratelli e sorelle, sono contento di vedere che molti hanno accolto questo invito che è partito dalla consulta delle aggregazioni laicali cattoliche e mi ha colpito sentire leggere da parte di alcune di queste associazioni degli scritti anche molti anni fa dei fondatori, Don Luigi Lussani, Chiara Rubi, Baden-Powell, tutti mossi da questa preoccupazione, da questo impegno che hanno trasmesso agli aderenti dei loro movimenti, delle loro associazioni, costruire la pace fra le nazioni, non solo la pace fra ogni singola persona. E questo mi fa venire in mente sempre quella frase del profeta Isaia: non ci sarà più una nazione che alzerà la spada contro un'altra nazione. E guardando quello che succede in questi giorni diciamo, ma
Che senso ha questa parola? Noi abbiamo una nazione che ha alzato la spada contro un'altra nazione e ci viene quasi da dubitare di questa parola, ma quando noi leggiamo questa parola la concludiamo dicendo parola di Dio, parola ispirata, parola della Sacra Scrittura, il che vuol dire che questo è il desiderio di Dio, questo è il desiderio di Dio. E diciamo possiamo andare di più, ecco, anche se da tanti anni, saranno 2500 anni che queste parole sono state scritte, non si sono completamente realizzate, noi non dobbiamo perdere la speranza e la fiducia che Dio possa far sì che esse si realizzino. Non lo farà in maniera magica, richiederà che davvero uomini e donne di buona volontà collaborino con Lui, e noi siamo qui per dire noi desideriamo collaborare con il Signore perché nessuna nazione possa più alzare la spada contro un'altra nazione. Invochiamo il suo aiuto perché tocchi il cuore di chi può fermare questa violenza e tocchi il nostro cuore, perché noi facciamo di tutto e di più perché questo sogno di Dio possa realizzarsi. Ringrazio allora coloro che hanno preparato questa veglia, questi passi per la pace. Ringrazio voi che vi siete uniti e che aderite, e rivolgo davvero questa preghiera in questo momento, oltre ad aiutare, fare il possibile di aiutare coloro che fuggono e che vengono a cercare un momento un luogo di rifugio anche fra di noi. Molto di più non siamo in grado di fare, di aiuti, certo, l'accoglienza, certo, ma la preghiera. Non dobbiamo dimenticare quella preghiera che abbiamo fatto cantando dona la pace, Signore, dona la pace a chi confida in te. Noi vogliamo confidare nel Signore e non vogliamo stancarci di insistere con la preghiera, perché al di là di quello che possiamo capire noi, certamente il Signore ci ascolta. E noi speriamo ci esaudisce. Eleviamo allora al Signore questa preghiera, lo facciamo grazie all'aiuto di una amica di nazionalità ucraina, il nome non mi ricordo più, Olga, che ci legge una preghiera in ucraino, poi io la rileggo in italiano. Молитва за перемогу України над агресором. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важливих випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас. Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую. Signore Onnipotente, ascolta le preghiere dei Tuoi figli. Guarda il nostro Stato, l'Ucraina, durante le prove difficili.
Benedici e rafforza tutto il nostro popolo che si oppone all'insidioso aggressore russo sulla terra, in mare e nell'aria. Signore, non permettere ai nostri nemici di distruggere il nostro Stato, le persone e i santuari. Ti supplichiamo, concedici una giusta pace vicina. Invia il formidabile capo del tuo esercito celeste, l'Arcangelo Michele, per aiutare i nostri coraggiosi difensori, in modo che distruggano i piani del diavolo e salvino la nostra patria Ucraina. Poiché spetta a te avere misericordia e salvare noi, nostro Dio. E a te rendiamo gloria, o Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiediamo al signor Sindaco di condividere con noi un saluto e un pensiero. Buonasera a tutti, porgo il mio saluto a tutti voi, cittadini vittoriesi e non vittoriesi, che ho visto numerosi arrivare questa sera qua anche dai comuni contermini. 100 volte ci siamo trovati in 1000 occasioni diverse a trattare l'argomento. No guerra, mai più guerra, e ci sembra quasi che sia stato un esercizio retorico che non ha dato frutto. Forse lo facevamo in modo più leggero in passato, perché le guerre che non sono mai interrotte in questo mondo forse erano tanto lontane, forse le facevano popoli meno civili di noi, non lo so. Di fatto questa sera, questi giorni, ci siamo svegliati con la guerra in Europa, quindi il mostro della guerra è sempre possibile in ogni momento e il nostro impegno che questa sera avete dimostrato qua, abbiamo dimostrato qua, deve essere veramente esercitato credendoci, perché quel mostro, come vedete, incombe sempre nel comportamento umano. Le guerre, secondo me, non è che nascano per il ghiribizzo di qualcuno, sono sempre dissapori fra popoli, in questo caso, che si accumulano nel tempo fino a sfociare nelle guerre. L'Italia abolisce la guerra come metodo di risoluzione delle controversie fra i popoli, poi naturalmente viene spontaneo prendere le parti della parte attaccata, della parte più debole, però avrei preferito una difesa gandhiana senza l'uso delle armi, senza doversi esporre per armare una parte, per essere veramente portatori di pace. Invece ci stiamo comportando come belligeranti o facendo la guerra per procura. Non è bello, non mi piace. Quindi per quel che possiamo fare noi dobbiamo continuare credendoci sempre di più in queste nostre azioni benefiche di autoconvincimento e di convincimento di tutti che la guerra assolutamente non è da fare mai. Grazie a tutti. La nostra serata volge l'impegno che ci siamo presi, cioè quello di compiere passi di pace nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nel tempo che verrà. Un grazie alla comunità ucraina che è qui presente questa sera, grazie a Padre Yuri che li ha accompagnati, al nostro Vescovo Corrado, al Sindaco di Vittorio Veneto, anche al Sindaco di Colle Umberto che ho visto qui dietro, all'Assessore Uliana e a tutti gli altri componenti dell'amministrazione comunale con la quale abbiamo pensato e voluto questo momento di testimonianza. Grazie ai ragazzi che hanno portato lo striscione per tutto il tempo, che sono stati bravissimi. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, in particolare la consulta delle aggregazioni laicali della nostra diocesi, che si è data davvero da fare per raggiungere l'obiettivo di questa sera, che era vivere un momento di pace. Ora concludiamo così. Ascolteremo per alcuni istanti, per 1 minuto o 2, un canto ucraino, in ucraino, pardon. Ma il canto lo conosciamo bene, è il canto del Sub tuum presidium, sotto la tua protezione. Il testo ce l'avete lì sul foglio, dice così:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Lo ascoltiamo in ucraino. Mi ero dimenticato di ringraziare naturalmente gli alpini e anche i carabinieri in consiglio che ci hanno permesso di vivere in sicurezza questo cammino dei passi di pace. Grazie ancora a tutti e continuiamo nella preghiera per la comunità ucraina e sosteniamoli con la vicinanza e anche l'aiuto che può servire in questi giorni. Buon ritorno a casa, buoni passi di pace. Buonanotte. Grazie. Bene, dai. Beh, dai, vediamo. Laser mio. Allora, ma non